pronti Canal e Cimanghigno a dare l'inizio del match. Allacciate le cinture perché sta per iniziare un derby di livello siderale. Canal e Cimanghigno pronti ad attaccare da sinistra verso destra nei vostri teleschermi. Risponde l'Acqua e Sapone, che in questo momento almeno mi sembra di vedere, e vi posso confermare, a 3 giocatori in campo. Rientra Canabarro, un Acqua e Sapone che deve rinunciare a una delle colonne della rinascita firmata Ricci, ossia José Ruiz, che ha uno stiramento al polpaccio ed è un infortunio molto pesante per la formazione di casa. Manovra il primo pallone il Pescara, subito accolto dai fischi del Palaroma, il pallone scucchiaiato per Caputo che viene anticipato dalla diagonale di Lima. Confermiamo quindi la presenza di Canabarro a guidare la difesa dell'Acqua e Sapone, un Canabarro che sicuramente può tornare utilissimo per la formazione di Ricci. Palla verso il centro con Canal che calcia con il sinistro, troppo alto il tiro di Canal che finisce altissimo, lontanissimo dalla porta difesa da Casassa. Canabarro che ha il numero 28 sulle spalle e che ha appena chiuso la stagione con il Carlos Barbosa, uno dei club più titolati al mondo. A Pescara era con Jonas e con Romano. Andremo ovviamente a raccontarvi tanti protagonisti di questo match. Invece l'aria che si respira giù a bordo campo ce la racconta come sempre la zanzara Francesco Puma. Avete visto che c'è stato subito un cambio con Colini che ha chiamato Leggero, lo ha fatto entrare al posto di Caputo e Leggero è andato in marcatura su De Oliveira. Quindi marcature ad hoc fra questi due allenatori meravigliosi che si conoscono a memoria, dato che insieme hanno costruito le fortune reciproche. Capuozzo può lanciare in profondità il pallone. Il pallone alla fine viene recuperato da Casassa. Jonas chiama a sé il movimento in profondità. Torniamo a bordo campo da Francesco Puma. C'è un problema con il tabellone, in particolare con il cronometro. Siamo al minuto 1 e 10, lo hanno fatto sottolineare la panchina del Pescara agli arbitri e il direttore di gara ha tranquillizzato la panchina del Delfino dicendo tranquilli, lo aggiorniamo dopo. Il pallone in profondità per Jonas. Ci sono stati problemi con il cronometro anche in occasione dell'ultimo match che abbiamo visto insieme al Palaroma in diretta social, ossia la sfida che è stata fra Montesivano e Lazio. Parliamo ovviamente di Serie A Elite femminile perché tutta la regular season è in esclusiva su Sport Italia per quanto riguarda il massimo campionato maschile. Canal pettina il pallone, uno dei fedelissimi di Fulvio Colini. Mauro Canal se l'è portato praticamente ovunque. Un Canale che gioca l'ennesima partita di fronte a un pubblico delle grandi occasioni. Sono diciamo 1400 i posti del Palaroma, uno degli impianti storici utilizzato per giocare a futsal. Se non sono 1400 sicuramente un migliaio e passa ci sono stasera, tutti incollati al seggiolino. Il pallone in avanti per Cimanghigno, si aggrappa a lui Canabarro, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Allora Casassa può ripartire da Gabriel Lima. Lucayan si muove in avanti, ha avuto un impatto devastante Lucayan sul nostro campionato. Torniamo a bordo campo da Francesco Puma. È entrato Lucayan, è uscito De Oliveira e dalla panchina del Pescara hanno subito fatto chiamare Caputo, dunque rientrerà lui a marcare Lucayan. Quindi si giocherà una partita a scacchi mentre il pallone viene agguantato da Capozzo. Dicevo, una partita a scacchi fra Ricci e Colini con continui cambi di marcature. Ghiotti prova ad andare via, viene affrontato da Canabarro, alla fine la palla schizza su Casassa. Un Lucayan Battista che ha avuto una vera e propria carriera da globetrotter del futsal, passato dalla Spagna al Segovia, dal Portogallo al Benfica, è arrivato anche in Kazakistan, è passato anche per la Russia. Ampio, molto ampio il suo curriculum. Anche lui conosce Jonas, dato che insieme giocavano nei settori giovanili, e la storia di Jonas è una delle storie più belle del futsal e soprattutto legate anche al luogo di nascita di Jonas, ma ci torneremo nel corso di questa cronaca. L'Acqua e Sapone prepara la batteria di uomini ad attaccare la porta del Pescara con Jonas che la tiene 1 contro 1 in surplus con Ghiotti che poi lo chiude e guadagna lui il fallo laterale per l'ultimo tocco di Jonas. Il cronometro del Palaroma ci dice che sono passati oltre 2 minuti e 40 dall'inizio del match, che è ancora bloccato sullo 0-0. Acqua e Sapone e Pescara si stanno studiando, come era logico attendersi. Lima
Jonas. Lima tocca per Lucayan. Ancora Lucayan prova a gestire il pallone in profondità verso Canabarro, che poi viene fermato dal raddoppio di marcatura di Ghiotti. Può beneficiare di un out in zona d'attacco l'Acqua e Sapone. Io ne approfitto per ringraziare il coordinamento sempre prezioso di Marco Calabresi, ovviamente per ringraziare la zanzara Francesco Puma, che vi accompagnerà come sempre da bordo campo nel corso di questo match. Prova il destro Lucayan, che non trova la porta difesa da Capozzo. Capozzo che fa un gesto alla panchina ai compagni. Deve uscire Ghiotti, entra Cuzzolino e dai suoi piedi può sempre succedere qualcosa. Eccolo Leandro Cuzzolino. Caputo, Mati Rosa, adesso Cuzzolino, ancora Caputo. Canale, era stato proprio il faro Mati Rosa del Montesilvano di Ricci, che è arrivato a giocarsi la Final Four di Winter Cup lo scorso anno. Poi non è arrivato fino in fondo, perché in fondo ci è arrivato il Real Rieti, altra squadra che Ricci ha allenato. Cuzzolino va via, grande giocata, doppio tocco di Cuzzolino, che poi dà una carezzina al pallone che esce sul fondo. È il primo vero squillo di questa partita, lo firma Leandro Cuzzolino. Guardate com'è bravo con l'esterno del destro, che è il piede con cui ha meno confidenza a tagliare fuori l'avversario dalla traiettoria della giocata. In questo caso era Jonas, poi Cuzzolino con il mancino stava per mettere fuori casa, aveva messo fuori casa il portiere dell'Acqua e Sapone, ma la sfera è finita sul fondo. Lancio lungo di Capozzo, lascia scorrere Bordignon, tornato dopo la parentesi alla Luparense, comunque in Abruzzo, e all'Acqua e Sapone. Bordignon prova con una bordata che però non gli permette di trovare benefici. E andiamo a bordo campo da Francesco Puma. Ha chiamato il time out Colini, evidentemente non è Occhio, contento. attenzione a Caputo che prova a calciare. Il destro finisce sul fondo. Chiedo scusa a Francesco Puma per avergli scippato la linea, ma Caputo stava per scippare la parità all'Acqua e Sapone con il destro un po' ciabattato, che è terminato sul fondo. Forse poteva far meglio Caputo. Attenzione, perché già siamo alla bicicletta, quella di Lucayan. Non l'avete visto perché c'erano dei replay. Lucayan in bicicletta ha colpito Caputo. Questo è un grande duello, questa è già una grande partita. Caputo si tocca la tempia. Rivediamo la giocata di Lucayan, ma ha chiamato time out Fulvio Collini, che fra qualche istante sentiremo con il nostro microfono. Tutto il terzetto della prima linea deve andare immediatamente indietro di 5 metri, non dormiamo là davanti, è arrivato a 1 centimetro dalla porta. Sappiamo chi mi stai facendo sempre sui centri più. Allora, aspetta, un'altra cosa, non fermiamo il palleggio quando cominciamo il palleggio, va bene, e facciamo il fuori, non rimaniamo in 2-2 e andiamo più decisi a pressare la prima linea loro quando cominciano a palleggiare, va bene? Dai un po', forza! Molto chiaro il time out di Fulvio Collini, che cerca di strigliare i suoi. Sappiamo che è attentissimo alla fase difensiva, una fase difensiva che secondo lui non sta funzionando perfettamente, così come è difficile farla funzionare in un match di questa intensità e con questa qualità in campo. Forse stiamo vedendo il meglio che il futsal italiano può offrire qui dalla Palaroma di Montesilvano, anche se oggi c'è stata un'altra grande partita, quella fra Napoli e Luparense. Napoli, sede della Final Four di Winter Cup. Andrà di scena i primi di febbraio. Lema prova a tenerla contro Canal, poi Bordignon, adesso De Oliveira. Bordignon, nuovamente Lima, non ha spazio l'Acqua e Sapone per uscire dalla pressione alta del Pescara come di consueto. Rosa sporca il pallone a Bordignon, rimessa laterale per l'Acqua e Sapone. Se ne incarica il simbolo della nazionale azzurra, campione d'Europa ad Anversa nel 2014, Gabriel Lima. De Oliveira al suo secondo mandato all'Acqua e Sapone dopo l'anno all'Asti che l'ha portato sul tetto d'Italia. De Oliveira, Bordignon, Lima, Murillo, tutto col mancino, ancora De Oliveira, sterzata per Lima, che poi maltratta il pallone con questa conclusione che finisce sul fondo. Capozzo che striglia i suoi perché vuole un atteggiamento più positivo e propositivo in marcatura.
Vediamo la puntata di Lima che non ha sortito gli effetti sperati. Brosa prova a girarsi, uno dei migliori marcatori del campionato, uno dei giocatori più prolifici, che aveva fatto benissimo prima di questa giornata, avendo grande continuità, segnando 4 gol all'acqua e sapone nel match d'andata. Andiamo a bordo campo da Francesco Pum. È entrato Borruto e Ricci, il tecnico dell'acqua e sapone, ha fischiato nei confronti di Bordignon e gli ha indicato: prendilo tu. De Oliveira, Bordignon, miglior marcatore del Pescara Matirosa con 13 gol. Leggero, passa con eleganza, poi va via, si allunga troppo il pallone, non lo può ritrovare dopo la rincorsa. Allora l'Acqua e Sapone prova a uscire, lo fa con De Oliveira, tocco dietro per Sergio Romano, si appoggia a Bordignon, adesso la fa filtrare per Murillo che non ha riferimenti e appoggi possibili. Pettina il pallone Murillo, Bordignon calcia ancora verso la parte della sua seconda conclusione, la sua seconda con il sinistro, la sua seconda bloccata da Capozzo, la tiene in campo Bordignon che poi col fisico non è secondo a nessuno, si scontra col Cobra Borruto, che è un altro che in quanto a personalità ha poco da invidiare a chiunque. Cobra ovviamente salito sul tetto del mondo con l'Argentina di Diego Giustozzi, un Diego Giustozzi che dal 4 all'11 febbraio avremo in Italia per 3 clinic, allenatore più vincente in questo momento, uno degli allenatori più importanti del mondo. Murillo, De Oliveira va via con un gioco di prestigio, però De Oliveira può puntare leggero, si appoggia nuovamente a Bordignon, buon possesso di palla dell'Acqua e Sapone. Murillo, lo stop non è precisissimo, deve retrocedere di alcuni metri, ricominciare da Bordignon. Allora Romano, il tocco che non arriva in direzione del compagno, va il Cobra Borruto che calcia in porta e trova la deviazione di Bordignon. Sono passati 6 minuti 42 i secondi di gioco, il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0 qui al Palla Roma in Montesilvano. Rimessa di Ghiotti che prova a cercare profondità ma non la trova. Lo scorso anno per l'Acqua e Sapone una semifinale playoff conquistata dopo il passaggio del turno con il Caos, con l'impresa alla Pala Hilton Pharma di Ferrara, poi l'eliminazione in semifinale. Il Pescara invece è andato via ai quarti con la Luparense in uno dei momenti più scioccanti della stagione, dato che il Pescara avrebbe voluto abbinare a Supercoppa e Coppa Italia il campionato. Un Pescara che era arrivato anche ovviamente alla Final Four di UEFA Futsal Cup a Guadalajara. Borruto contro Bordignon, tocco dentro per Ghiotti, fuori per Leggero. Adesso Cuzzolino cerca in profondità Ghiotti che tenta una giocata un po' rischiosa, non la trova, ricomincia Bordignon. De Oliveira finge di venire incontro, poi resta sul posto a largo per Romano. Allora Murillo per De Oliveira. Bordignon, lancio in profondità, non lo può trovare Romano, era ovviamente fuori dalla portata di De Oliveira. Leggero lancia in profondità a cercare il rifornimento di Cimanghigno, cresciuto alla distanza in questa stagione. Sempre più positive le sue prestazioni. Murillo in avanti, l'uscita di Capozzo, la quarta uscita stagionale del Pescara che proponiamo in diretta su Sport Italia. 2 pareggi con il Caos e Latina, gli unici del campionato del Pescara. La vittoria in casa con la Luparense. Pescara che comunque, anche se dovesse incappare in un KO, manterrebbe 5 punti di vantaggio sulla Lollo Caffè Napoli. Intanto c'è un fallo, terzo fallo dell'Acqua e Sapone ai danni di Cimanghigno. Lo va a battere Leandro Cuzzolino. Questo calcio di punizione, quasi 8 i minuti di gioco, può provarci anche Borruto. A largo c'è Leggero, dentro Cimanghigno. Quartetto molto propositivo questo. Cuzzolino verso la porta,
c'era un solo uomo in barriera, Sergio Romano, anche lui sul tetto d'Italia con l'Asti. Anche lui sul tetto d'Europa con la nazionale all'Anversa 2014, lui compagno di Daniele Ribeiro, portiere del Sydney. Canabarro invece compagno di Gabi Maranghello Luiselli, tornata in Italia per giocare con la maglia del Pescara. Il destro lunghissimo di Borruto che non trova la porta, difesa da Casassa. Chiaramente su Casassa pesa l'ombra di Mammarella, un vero e proprio simbolo del futsal, mentre suona la sirena al Palaroma, una sirena che però non dovrebbe e non potrebbe suonare. Allora Murillo cerca di tenerla, Cuzzolino la ricama per Capozzo in avanti a cercare Cimanghino, che però alza il braccio perché non aveva capito le intenzioni del compagno. Casassa, che era il vice di Spindola nell'Asti lo scorso anno, ha comunque l'esperienza e la maturità, dato che ha 24 anni per giocare a questi livelli. Calcia Borruto, trova la deviazione di Lima, corner per il Pescara, che adesso sta provando a impadronirsi in una partita che veramente sembra più una partita di scacchi che una partita di futsal, con cambi che si adattano ai quartetti dell'avversario. D'altronde questi due allenatori conoscono ogni segreto dell'altro. Cuzzolino pensa al sinistro, poi ci ripensa, poi lo prova e trova la deviazione di Murillo. Grande pedalata di Cuzzolino sul pallone sinistro, poi ribattuto. Cuzzolino ancora col mancino, e questo era ancora più bello di prima, ma è bellissima la parata di Casassa. Rivediamo, Cuzzolino conta i passi, bordata dritta per dritta, Casassa in corner. Calcio perfetto di Cuzzolino, la sirena suona ma non ci può essere un altro time out per il Pescara. Calcia ancora Borruto, doppio rimpallo, anzi triplo, poi Cimanghigno. Borruto come una saetta si avventa sul pallone, ha commesso fallo, la questa pone può riprendere da Gabriel Lima. Murillo, Casassa, non c'è pressione su di lui, deve liberarsi però del pallone perché i secondi trascorrono. Si libera e lo fa senza troppe pretese, riconsegnando il pallone a Capozzo. Canal, Caputo, ancora Canal attaccato da Canabarro, in avanti verso Cimanghigno che protegge e scarica, e ricomincia da Capozzo dopo il tocco dell'avversario che ha riconsegnato il pallone a Capozzo, portiere di grandissima esperienza, nato nel 1980, ha giocato in Serie A, era finito poi addirittura nel regionale, nella Real Dem. Il Pescara, che fu costretto a fare a meno di Garcia Pereira per un infortunio, lo tesserò e Capozzo diventò un perno e è uno degli uomini principali dello scudetto del 2015. Lima, pallone verso Jonas, ancora Jonas uno contro tutti, insiste Jonas, si appoggia al mancino di Canabarro che viene sporcato e messo in corner. Pratica calma Jonas, si chiamano i movimenti Lucayan e Lima che va a battere il corner, si è staccato Canabarro, grande attenzione alle palle inattive, siamo vicini al giro di boa, attenzione al mancino di Canabarro che non era una brutta cosa, il sinistro però termina largo. Cucchiaino di Lima a innescare Canabarro che però mette largo, in avanti verso Cimanghigno, grande stop di petto di Cimanghigno, uno contro tutti, Caputo, Borruto e Canal. Canal va via, benissimo, ancora Canal, tocca per Borruto, pressione alta dell'Acqua e Sapone, si gioca a specchio in tutto e per tutto e infatti in risultato è bloccato sullo 0-0. Caputo per Canal, ancora Caputo,
la gestisce lui, si riappoggia a Canal e noi invece ci appoggiamo a Francesco Puma da bordo campo. Intanto l'Acqua e Sapone ha un tifoso in più dagli spalti, il grande assente di questa partita in Mammarella, sta tifando assieme a tutta la panchina, è veramente nei pressi della panchina di Ricci, e prima ha scambiato anche qualche consiglio con Bordignon. È chiaro, questo è un derby significativo per tutti, lo è ancora di più dopo i 29 gol fatti in 6 partite dall'Acqua e Sapone e 10 quelli subiti nel nuovo corso Ricci. Luca Ian 1 contro 1 con Caputo che prende soltanto il pallone, poi Jonas finge il tiro, va via, scivola, la perde, non c'è fallo, è finito il campo. Matirosa si lamenta, comunque l'arbitro non ha fischiato nulla. Rivediamo Jonas, prova a danzare sul parquet del Palaroma, ma non può far nulla, non succede nulla in questo caso. Nella scorsa stagione il Pescara vinse 3-2 al Palaroma, finì 3-3 al ritorno nei playoff del 2014-2015. Finisce 3-3 all'andata, poi 7-3 al ritorno, mentre c'è il destro che innesca Lucayan, che calcia verso la porta, reclama una deviazione Lucayan. Una deviazione che non c'è secondo gli arbitri. Rivediamo questo flipper impazzito con Lima che poi concede quasi involontariamente un destro a Lucayan, che è nuovamente in possesso di palla, può sfidare Ghiotti. Lucayan! Brividi al Palaroma. La palla viene deviata, è andato sul piede meno opportuno Lucayan, ma anche in caduta stava trovando il bandolo della matassa, qui disorienta Ghiotti che battezza un dribbling verso destra, fa esattamente il contrario Lucayan, che calcia con il mancino e trova la deviazione di Capozzo. Canabarro può toccare dietro per Lima, c'è Lucayan, Lucayan pesta il pallone, o meglio prova a girarlo verso la porta trovando il ginocchio di Caputo, lancio di Capozzo nella terra di nessuno. L'Acqua e Sapone adesso prova a crescere un tantino di intensità. Lima va a battere il fallo laterale, si appoggia a Casassa, Lima cerca di prendere velocità, il tocco però è un po' sbilenco per Canabarro. Rimessa per il Pescara che torna in zona d'attacco. Ghiotti, Caputo, c'è Ghiotti accanto, poco movimento, senza palla, forse anche un po' di paura. Canal, blocco di Caputo su Jonas, giudicato tutto regolare dai direttori di gara. Non ci arriva Matirosa, dicevo del 7-3 per il Pescara al ritorno. Il Pescara poi campione d'Italia dopo la vittoria sul Caos in 4 gare. L'anno prima però l'Acqua e Sapone vinse in gara 3 contro il Pescara dopo 2 pareggi. Era ancora il Pescara di Patriarca e a segnare, a decidere, uno dei risolutori fu Leandro Cuzzolino a maglie invertite. Attenzione a Matirosa, Canal 1 contro 1, va sul mancino, trova la deviazione di Jonas, beneficia di un corner il Pescara. Bordocampo, Francesco Puma. Non è contento Colini, vuole più pressione e ha detto prima in panchina: stiamo giocando male, stiamo facendo una brutta figura. Sempre severo, pretenzioso, uno dei tecnici più vincenti della storia del futsal. Canal con il sinistro, calcia in porta, non trova però lo specchio perché c'è l'ennesima deviazione con un Acqua e Sapone che, a mio modesto modo di vedere, sta facendo grande densità verso il centro, non consentendo al Pescara di attaccare l'area e concedendo qualche tiro da fuori. Su Caputo non c'è il fallo secondo gli arbitri, può ripartire Lima, si è buttato dentro Lucayan, c'è anche Canabarro per Lucayan che si divora la più grande occasione della partita per l'Acqua e Sapone, per Lucayan. Che contropiede non finalizzato. Lucayan va in pressione, fra qualche istante ovviamente vedremo il replay. Eccolo il replay, Canabarro dentro per Lucayan, non ci arriva Ghiotti e qui poteva far meglio. È vero che Capozzo pressava a pochi centimetri, ma Lucayan, un giocatore della sua cattiveria sotto porta, lo ha già dimostrato contro la Ciolico Gianco, mentre qui Casassa frana sulla corsa di Rosa, la liscia Cuzzolino, è schizzata la partita. Jonas va via suolando il pallone, poi finisce al suolo come già gli è capitato un paio di volte dall'inizio del match. Si scaldano gli animi in un Palaroma vestito veramente a festa.
strepitosa la cornice di pubblico che vi offriamo in diretta qui su Sport Italia. Andiamo a bordo campo ancora da Francesco Puma. Sì, ha preso una botta Matirosa nel contrasto precedente, ha chiesto di fermare il gioco e adesso sta venendo aiutato dai dirigenti del Pescara. Intanto ci sono anche delle polemiche tra le due panchine. Ricci particolarmente scosso dopo questo fatto. Un Ricci scosso, forse si sarebbe scosso ancora di più qualora pochi istanti fa Luca Ian fosse riuscito a trovare il gol del vantaggio e ha avuto un'occasione molto importante. Fallo di Jonas su Cuzzolino, un fallo forse anche speso male. Non ci aiuta il cronometro del Palaroma per dirci la situazione dei falli. Canal dovrebbe essere il quarto fallo dell'Acqua e Sapone comunque. Caputo. Canal pressato da tre uomini. Jonas va via. Jonas messo giù da Cuzzolino. Jonas chiede il giallo per Cuzzolino. Occhio perché Lima comincia a litigare con Borruto. È chiaro, c'è tanto sangue latino qui in campo. È un derby che nessuno vuole perdere, come sempre. Qui vediamo Jonas, il fallo è sacrosanto, bordo campo Francesco Puma. Sì, non so se si è visto dalla televisione, Lima è andato a recuperare il pallone velocemente, c'è stata una spinta di Borruto, ma alla fine i due non sono venuti a contatto, dunque tutto risolto e dunque sarà l'Acqua e Sapone a battere questo calcio di punizione. I falli sono 4 per l'Acqua e Sapone e 2 per il Pescara. Lo abbiamo visto questo scontro, Francesco, l'hai colorato giustamente, ce l'hai descritto, non è successo più niente, un accenno di scaramuccia, ci hai ricordato giustamente i falli, 4 per l'Acqua e Sapone, 2 per il Pescara. Occhio al calcio di punizione per Bordignon, un centrale con il vizione del gol. Bordignon calcia con il mancino, trova la risposta di Capozzo, 18 gol in A2 nel 2014-2015 per Bordignon, 32 in B l'anno prima, bravissimo a inserirsi e a fiutare il rapporto con la porta. Andrei Bordignon. Jonas la tiene, la perde. Fatto parte della nazionale azzurra di Minicucci, argento all'Europeo in Russia nel 2008, parliamo ovviamente di Under 21. Canal, Caputo, Cuzzolino, ancora Canal, chiusa nell'imbuto dell'Acqua e Sapone la manovra del Pescara che è farraginosa come poche altre volte in questa stagione. Lancio per Borruto, attenzione perché Borruto è solo, Borruto perde per un attimo l'equilibrio, alla fine Casassa lo chiude, Borruto è rimasto in piedi, forse avrebbe potuto lasciarsi cadere, c'era stato un leggero contatto. Grande correttezza qui per Borruto che era praticamente da solo davanti al portiere. Rivediamo Bordignon, contatto non c'è stato prima, forse c'è stato nello slancio iniziale, in questa immagine nessun contatto, perde proprio l'equilibrio Borruto, ma forse quando era andato via Bordignon con una leggera ancata lo aveva sbilanciato, a mio avviso. Comunque non c'erano gli estremi per il fallo, non è successo nulla, si rimane sullo 0-0, 6 minuti e 6 alla fine del primo tempo qui al Palaroma, mentre Jonas si dimentica lo stop, prova a rimediare Murillo ma ormai è troppo tardi. Rimessa laterale dall'altra parte per il Pescara, sotto la nostra postazione, molto sotto perché il Palaroma è un grande impianto. Cuzzolino, si scambiano Ghiotti e Leggero, ancora Ghiotti, Leggero tutto con il mancino, si appoggia su Cuzzolino, nuovamente si ripassa da Leggero, chiama movimento profondo Borruto che prima è andato incontro, poi è andato profondo, ha fatto cenno al compagno, dammela prima che vengo incontro. Si sono capiti male. Bordignon, Jonas contro Cuzzolino, ancora Jonas, c'è Andrei Bordignon dentro De Oliveira, appoggio verso Murillo, insistita l'azione per Bordignon, ancora Murillo per De Oliveira, De Oliveira la può tenere, scarico su Jonas che pensa al destro, una fucilata che però ha solo potenza, poca precisione, alto sopra la traversa.
Leggero di tacco per Cuzzolino, scavetto in profondità, colpo di testa a rifinire, era di Borruto su Ghiotti, ha capito tutto Casassa. Murillo chiama le distanze, Jonas, ancora Jonas, cerca di seminare il panico ma il Pescara è già raccolto. Jonas contro Cuzzolino, Murillo si gira benissimo, Murillo dentro, Cuzzolino mette in fallo laterale, gli applausi di Jonas, quelli del Palaroma. Grande iniziativa del tandem Jonas-Murillo. Murillo sfrutta poi i centimetri e i chili. Certo, Murillo-Bordignon in campo. Abbiamo tantissima forza fisica per l'Acqua e Sapone. Bordignon lascia sfilare la sfera, la controlla con l'impatto visivo, adesso un impatto anche con il piede, lancia in profondità a cercare De Oliveira, Leggero prova a contenerlo, cade De Oliveira, non c'è fallo secondo l'arbitro che ha ragione anche qui secondo me, non protesta nemmeno De Oliveira. Murillo forse una manata a Borruto che guarda il secondo direttore di gara e ha quasi un sorriso sarcastico. Murillo 1 contro 1 con Ghiotti, c'è De Oliveira in porta, una deviazione, altra rimessa laterale. 4:36 alla fine del primo tempo, ancora 0-0 al Palaroma di Montesilvano. Con questo risultato l'Acqua e Sapone verrebbe acciuffata dall'Imola che continua a sognare e a volare al quarto posto in classifica, mentre la Luparense è andata a -1 dal Napoli alla sua terza sconfitta consecutiva se parliamo di campionato. Leggero, sconfitte con Pescara nell'ultima andata, big match che decideva chi sarebbe diventato campione d'inverno, sconfitta in apertura di 2017 in casa della MA Group Imola, sconfitta oggi contro la Luparense, una Luparense che forse ha fatto una delle migliori campagne di rafforzamento invernali e si accredita a essere ancora più protagonista in questo girone di ritorno. Romano, Bordignon, De Oliveira tallonato da Leggero, una partita che decolla e poi si ferma, non spicca mai il volo del tutto, sembra dare l'impressione di decollare e poi non lo fa perché c'è tanto tatticismo, ma veramente può succedere qualsiasi cosa e un gol può cambiare tutti gli equilibri. Grande giocata di Bordignon, accolta gli applausi e le ovazioni del pubblico del Palaroma. Occhio a Bordignon che qui la lascia la palla, Ghiotti sbaglia il tocco verso Leggero e Borruto, non usuale per giocatori dell'intelligenza e della qualità di Ghiotti sbagliare questi passaggi. C'è stato comunque un malinteso a bordo campo. Francesco Puma, Polini imbufalito con i suoi, ha detto: ma come state giocando? Vi scotta questa palla, che problema avete? prova a tenerla De Oliveira. Ghiotti che è stato con Colini e con Ricci da secondo al Montesilvano, ha conquistato la UEFA Futsal Cup, era finito al Baku United, è iniziato al Caxias do Sul. Leggero, Cuzzolino prova ad andare via 1 contro 1 con Murillo, ancora Leggero, pallone adesso toccato per Luca Leggero che viene calciato, scalciato da dietro ed è il quinto fallo per l'Acqua e Sapone. Può essere un momento delicatissimo del match qualora l'Acqua e Sapone dovesse commettere un altro fallo nei 3 minuti e 08 effettivi che rimangono da qui alla fine del primo tempo. Il Pescara andrebbe a calciare un tiro libero dalla lunetta. Cuzzolino può calciare una buona punizione per il suo fantasmagorico mancino. Va Cuzzolino, tocca per Canal che con il sinistro dopo la prima battuta con il destro trova la deviazione prima e poi calcia alto dopo. Roma a campo, il Pescara è già bottonato, ancora Romano. De Oliveira, testa alta, può centrarsi. Murillo 1 contro 1, Murillo deve rientrare sul mancino, è il suo piede preferito
calcia verso la porta, non ha l'efficacia giusta questa conclusione. Capozzo verso Cimanghigno, ancora Cimanghigno, viene affrontato regolarmente da Murillo, Leggero lascia sfilare, c'è Cuzzolino che la può manovrare col suo sinistro, Romano guarda in faccia Cuzzolino, non il pallone quando ci sono marcature a uomo, è sempre così nel futsal, prima si guarda il movimento dell'uomo, poi in un secondo momento il pallone. Rientra in campo Jonas, che adesso beneficia di questo pallone. Romano, poi De Oliveira, possesso palla prolungato dell'Acqua e Sapone, una piccola strattonata, leggera strattonata alla maglia di De Oliveira che si sta sbattendo tantissimo ma non riesce mai ad arrivare al tiro. Tocca dietro per il mancino di Canabarro che è solo potenza. Lancio in profondità di Capozzo che si perde nel nulla. È chiara la marcatura lì, Leggero su De Oliveira, di Caputo su Lucayan. Caputo, altro fedelissimo di Colini, lo conosce a memoria anche Ricci. È uno specchio continuo questa partita. Una storia di incroci, di emozioni contrastanti che riviviamo ancora una volta in questo secondo match del 2017 su Sport Italia. Poi il campionato di Serie A riposerà, torneremo a febbraio con le nostre dirette di Sport Italia. Cimanghigno, ottima giocata in tunnel a eludere Romano, ricomincia da Leggero e Rosa. L'impressione, la sensazione è che le due squadre, occhio però a Cimanghigno che va sul mancino, è quasi sulla linea, salva De Oliveira. Stavo per dire che l'impressione era quella di uno 0-0 scritto da qui al 20°, mi stava chiaramente per smentire Cimanghigno. Ottimo piede perno sinistro, poi non troppo rapido, e infatti c'è il tempo per De Oliveira, suo ex compagno nell'Asti. C'è il tempo per De Oliveira per evitare grattacapi maggiori. Jonas si prova a girare Canabarro. Lima, movimento e contromovimento profondo di Jonas. 70 i secondi che ci dividono dalla fine del primo tempo. Lima, Canabarro. Canabarro chiede e non ottiene l'1-2. Rimessa laterale per l'Acqua e Sapone, che prova a portarsi in vantaggio da qui alla fine del primo tempo. Rimessa per Sergio Romano. Sulla verticale per Jonas, ancora per Romano. Si ricomincia da capo, da Gabriel Lima. Jonas, Canabarro, Lima, ancora Canabarro, di Gabriel Lima. 13 centri in stagione, l'unico gol del precedente di ottobre, lo schiacciante 7-1 del Pescara, era un'altra Acqua e Sapone, lo abbiamo più volte detto nel corso di questa cronaca. Circolazione prolungata, Jonas vuole giocarsi l'ultimo attacco, l'Acqua e Sapone che come nel basket ha 24 secondi per andare a canestro. Rosa, Cuzzolino, 1 contro 1 però perché si è già ribaltato il fronte. Cuzzolino sul destro, la palla resta lì, ancora Cuzzolino, va via la puntata. Casassa chiude 6 secondi 37 centesimi e corner per il Pescara. Cuzzolino dentro per Caputo, brivido clamoroso. Caputo va quasi con un colpo da Kung Fu sul pallone, non trova niente con questa mezza forbice, taglia l'aria, ma era in area di rigore. Solissimo, dimenticato dalla difesa dell'Acqua e Sapone qui, Graziata. È chiaro
Chiaramente dopo questa azione le squadre si accontentano. Lima Trotterella, il Pescara guadagna già la via degli spogliatoi, anche l'acqua e sapone, e 0-0 a 0 secondi dalla fine del primo tempo. Il primo tempo è finito. Acqua e Sapone e Pescara che hanno giocato una partita a scacchi, che si sono affrontate con grandi tatticismi, due allenatori che si conoscono alla perfezione. Fra qualche istante ovviamente potremo sentire la nostra intervista di Francesco Puma a Bordocampo, che ha beccato uno dei protagonisti di questo primo tempo. Linea a Francesco Puma. Sergio Romano, partita molto fisica come d'altronde doveva essere, la sensazione è che quando si sbloccherà potrà succedere di tutto. Cosa fare per sbloccarla? Loro sono una squadra fortissima, la classifica parla chiaro, l'importante è non sbagliare con loro. Poi con pazienza secondo me possiamo riuscire a sbloccarla e poi sarà molto più aperta, però loro sappiamo difendono la morte e aspettano solo l'errore dell'avversario, quindi la prima attenzione la dobbiamo fare lì. Grazie. Peppe. L'acqua e Sapone ha provato ad andare in vantaggio, c'era andata vicina con Lucayan, ma Lucayan non ci è riuscito. Voi invece dovete riuscire a rimanere con noi, perché torniamo fra qualche istante con il Dervaso qui su Sport Italia. Facciamo sentire le mani del pubblico del Panorama.
Lo spettacolo delle cheerleaders accompagna questa pausa qui al Palaroma di Montesilvano, dove la stragrande maggioranza della gente assiepata per il derby fra Acqua e Sapone e Pescara è rimasta sugli spalti, perché questa partita sembra un po' una bomba a orologeria. 0-0, tanto tatticismo, prima o poi però potrebbe esplodere, e allora vi invito a cominciare a riscaldarvi per un'esplosione che potrebbe avvenire qualora poi dovesse fermarsi sullo 0-0 questo match. Sarebbe ovviamente la vittoria del tatticismo di due allenatori che curano ogni minimo particolare, e per questo sono sul tetto di Italia con le rispettive squadre. Polini c'è stato tante volte con più squadre, l'ultima volta che ha vinto lo scudetto con una squadra che non sia il Pescara, lo abbiamo detto nel primo tempo, era con la Lupanense, proprio qui gara 5 alla Palaroma di Montesilvano contro Massimiliano Bellarte, che chiaramente è qui a seguire la sua Acqua e Sapone, un quinquennio per Bellarte all'Acqua e Sapone, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana qui con Nanà che ha portato uno scudetto al Montesilvano da giocatrice. Nanà, la compagna di Massimiliano Bellarte, che allena l'Allegoic, un Allegoic che voi magari spettatori assidui vi ricorderete aver visto nella UEFA Futsal Cup. Era proprio il nostro debutto su Sport Italia, e la voce di Marco Calabresi vi raccontava il match fra Real Rieti e Allegoic, finito 2-2. Poi il Rieti si qualificò al main round nonostante l'ultima sconfitta con lo Sporting di Lisbona, un Rieti che però è stato estromesso dalla Final Four all'Elite Round per mano del Kairat Almaty. Tornando su questa partita, un Pescara che non ha brillato, sicuramente ha contenuto l'Acqua e Sapone. La più grande occasione nella partita è chiaramente stata quella per Lucayan, un Lucayan che nonostante l'errore, non mi sento di dire macroscopico, ma un errore considerevole, mentre le nostre telecamere indugiano sui 10.000 like di Facebook, una maglia speciale, una maglia ad hoc, una maglia che indossano nell'Acqua e Sapone tutte le cheerleader, mentre noi andiamo a vedere gli highlights a cura della nostra puntualissima regia. Un match che non è mai decollato del tutto. Ecco l'ingresso in campo delle due squadre con l'Acqua e Sapone che è stata accolta da un grande tributo da parte del Palaroma, un Pescara che chiaramente ha qui il suo seguito. Parliamo di veramente posti distanti pochissimi chilometri. Ecco il tutti per uno del Pescara, le immagini che indugiano sui due grandi protagonisti in panchina. Prima chance con una deviazione che premia la parata comoda di Capozzo, una delle più grandi occasioni per il Pescara, quella con Cuzzolino, un Cuzzolino che va con uno scavetto sul pallone e non trova la porta. Ha risposto dall'altra parte l'Acqua e Sapone con il sinistro di Bordignon, che viene bloccato in due tempi da parte di Capozzo. Dall'altra parte Caputo, era un momento in cui la partita sembrava potesse esplodere. Caputo calcia verso la porta, non la trova, risponde, insiste l'Acqua e Sapone con i tiri da fuori di Bordignon. È stato un tema tattico di questo match il tiro di Bordignon. Dall'altra parte Cuzzolino calcia verso la porta, trova la deviazione di Casassa, altro mancino quello di Canabarro. Ci sono un'infinità di mancini in campo. Lima poi con un assist involontario favorisce Lucayan. Lucayan gira verso la porta, non la trova, Capozzo lascia scorrere, è il momento di Lucayan. Lucayan poi con il sinistro va vicino al gol, ma la palla viene sporcata in corner. È il preludio alla più grande occasione della partita. Lucayan a 3 passi dalla porta la mette fuori. La disperazione di Lucayan non troppo evidente, un Lucayan che recupera il centro del campo. Chiaramente possiamo vedere che qualcosa in più l'ha fatta vedere l'Acqua e Sapone in questo primo tempo. L'Acqua e Sapone che ha già riguadagnato il campo. Una delle ultime chance del primo tempo è il sinistro sparacchiato alto da parte di Canal. Poi Cimanghigno fa piede perno sinistro, forse non andava nemmeno dentro, ci ha pensato De Oliveira a togliere ogni dubbio e a sparare il pallone altissimo. 0-0 alla fine del primo tempo. Noi ci sentiamo dopo un altro piccolo break. Sta tornando il derby qui su Sport Italia.
Già schierate le squadre sul rettangolo di gioco, è appena partito il secondo tempo con l'Acqua e Sapone che chiaramente attacca adesso da sinistra a destra dei vostri teleschermi, dall'altra parte il Pescara da destra a sinistra. 0-0 al Palaroma in Montesilvano fra Acqua e Sapone e Pescara. Jonas punta Ghiotti, può andare sul piede forte sinistro, poi con la respinta difettosa di Capozzo e Luca Ian come un falco, attenta a questa partita, si inginocchia, ringrazia i suoi dei e porta in vantaggio l'Acqua e Sapone dopo 21 secondi di gioco. Ancora lui, l'uomo che ha girato il mondo, fa impazzire il mondo. 1-0. Capozzo, respinta difettosa, Luca Ian si avventa, poi scivola e alza le mani al cielo pregando in 100 lingue del mondo. Canal, andiamo a bordo campo da Francesco Puma. Esultanza smisurata della panchina dell'Acqua e Sapone, impassibile Antonio Ricci, mani in tasca, sguardo sul parquet del Palaroma, non ha praticamente esultato. Era una bomba d'orologeria questa partita, adesso la bomba è esplosa. Terzo centro in 2 partite per Luca Ian. Rosa, Caputo, Canal. Dentro per Ghiotti, la reazione del Pescara, lo mangia Lima in questa circostanza. È rimasta per troppi secondi lì la palla. Luca Ian con una corsa da centometrista si è andato a prendere il gol dell'1-0. La rimessa battuta da Gabriel Lima. E chiaramente adesso il Pescara dovrà produrre qualcosa in più a livello offensivo. Luca Ian attaccato alto da Caputo. Luca Ian se la cava bene con la sua qualità eccelsa tecnica. Tocco per Jonas, si conoscono a memoria, l'abbiamo già detto. Jonas viene fermato dall'ottimo intervento di Ghiotti. Canal, Caputo, dentro c'è Rosa, piede perno, Rosa col destro, grandissima occasione per Mati Rosa, la più grande del Pescara. Come si è mosso, come si è girato, è un ragazzino ma sembra un veterano. Ancora Mati Rosa si gira, destro ribattuto e palla in corner. Ce l'ha proposto, ce lo sta proponendo da tutte le angolazioni la nostra regina. Bordo campo Francesco Pum. È rientrato De Oliveira, fuori Luca Ian, si è preso tutto l'abbraccio della panchina dell'Acqua e Sapone. Tocco dietro, Mauro Canal, surplus, può andare sul destro, Canal va sul mancino, calcia, troppo debole, deviato, Lima. C'è Caputo in pressione, la alza tutta Lima, quasi tocca il tetto del Palaroma, finisce comunque sugli spalti. Come sono assiepate anche le formazioni giovanili dell'Acqua e Sapone, che ha un vivaio di strepitoso prestigio, che ha un grande giovane come Rocchigiani in panchina. Ghiotti lascia sfilare il pallone e guadagna l'out. Vedremo adesso la reazione del Pescara, ce lo ha raccontato a più riprese Francesco Puma nel primo tempo. Un Collini mai troppo contento dell'atteggiamento dei suoi. È arrivato il gol subito, è arrivato anche il fallo di Ghiotti ai danni di Gabriel Lima. Calcio di punizione per l'Acqua e Sapone. Se ne incarica Canabarro. Un Canabarro che può liberare il suo sinistro. Abbiamo visto qualche conclusione un po' sbilenca. Attenzione perché Lima lascia lì a Canabarro rincorsa infinita, sinistro che prende in pieno Mati Rosa. Dentro per De Oliveira, lascia lì leggero che toglie la sedia. Jonas, palla sul destro, deviato. Jonas voleva una deviazione che a mio avviso poteva starci, non c'è secondo l'arbitro. Altro anticipo di Lima che sta giocando una partita giudiziosissima. Ancora Lima dentro per De Oliveira che deve andare sul suo piede migliore, il destro, viene incontro Canabarro, c'è anche Lima sul plus. De Oliveira, ma dove è passata questa palla? Sembrava
c'è il gol, Capozzo fulminato, un'altra saetta nell'acqua e sapone, 2-0 De Oliveira. Sembrava un sinistro destinato a finire sul fondo, ma dove è passata? C'era un solo spiraglio, lo ha trovato De Oliveira. Qui però Capozzo può far meglio. È un gran tiro quello di De Oliveira, perché può fare solo quello, ma è 2-0, Bordocampo, Francesco Pò. Sempre impassibile Ricci, arrabbiatissimo invece Colini, che adesso sta per giocarsi la carta Borruto. Il Cobra per rispondere a 2 morsi consecutivi nell'acqua e sapone, non è ancora entrato Borruto. 2 gol, doppio gol del doble pivote dell'acqua e sapone, prima Luca Ian, poi Giulio De Oliveira. Canal, Cuzzolino, Leggero, Matirosa. Prova a salire il Pescara, Canal dentro per Cuzzolino, ancora Cuzzolino, prova a staccarsi, a girarsi, non riesce a calciare, duello con De Oliveira, spalla a spalla, Cuzzolino ha subito il fallo secondo l'arbitro. Le proteste di Jonas, riprende subito a giocare il Pescara e l'arbitro ammonisce Gabriel Lima. 2 minuti e 50 sono passati dall'inizio del secondo tempo, ha ammonito uno dei leader dell'acqua e sapone. Calcio di punizione, adesso si batte dal punto corretto per Leandro Cuzzolino. Rosa, Canal dentro per Leggero. Leggero prova a girarsi, ancora Mauro Canal, insiste Cuzzolino, viene però affrontato da Jonas, rimessa laterale per Cuzzolino, a largo c'è Leggero, Matirosa, tiro cross, non ci arriva nessuno. Ha tagliato il campo, la giocata di Mattias Sebastian Rosa. PCC del Pescara in questo campionato. Lancio lungo, colpo di testa di Leggero, ancora Jonas, tocca per Bordignon, qualcuno riprende posto al Palaroma, si è perso qualcosa, sì, 2 gol dell'acqua e sapone, non c'è più un posto libero al Palaroma di Montesilvano. Bordignon, Jonas, ancora Andrei Bordignon, De Oliveira contro 2 e indietro per Casassa, vuole addormentare la partita l'acqua e sapone, malinteso fra Bordignon e Jonas. Pescara opera nei cambi, eccolo Titi Borruto, Rosa dentro Borruto, si scambiano il pallone i 2, tocco che poi sporca la sfera in angolo, angolo per il Pescara. Casassa prova a innervosire Matirosa, tocca a Bordignon, altra rimessa laterale per il Pescara che continua a stazionare in zona d'attacco. 16 minuti e 3 secondi sono una vita nel futsal per la formazione di Fulvio Colini, per provare a ribaltare un doppio passivo che è maturato in pochi secondi. Prima Luca Ian, poi De Oliveira. Borruto sul plus, ancora Borruto a largo per Cuzzolino. Cuzzolino contro Lima che lo aspetta e indietreggia, non gli concede il sinistro ovviamente. Cuzzolino per Matirosa, stop difettoso, 1 contro tutti, ancora Cuzzolino, Leggero. Borruto lascia lì per Leggero che poi con il destro non ha grande confidenza. Bordignon riesce a farla passare con un prodigio per Lima. Lima poi la perde sull'attacco di Borruto, un po' di confusione, alla fine Matirosa! Alto sopra la traversa, seconda occasione importante per il Pescara, seconda occasione per Matirosa. Jonas, Bordocampo, Francesco Pò. Doppio cambio per Ricci, ha chiamato Romano e Murillo. Ancora Jonas, insiste con una continua surplus in isolamento, nessuno raddoppia. Jonas contro Cuzzolino, è quasi un 1 contro 1. Jonas insiste, anzi è sicuramente un 1 contro 1, insiste.
e trova la deviazione di Cuzzolino in out. Ancora Jonas con la sua proprietà di palleggio, con la sua qualità, con la sua velocità. Bordignon per De Oliveira, fuori per Bordignon che non ha lo spazio per andare a calciare. Jonas contro Cuzzolino, cerca di passare e non passa. Leggero, Leggero, scucchiaiata per lui! Che sinistro di Luca Leggero, che trova la coordinazione, trova la voglia per rimettere in partita il Pescara e per ridare grande speranza ai tanti tifosi qui al Palaroma. Bellissima giocata di Leggero, gran pallone per lui, si va a accomodare in panchina ma lascia in campo dopo un gran gol. Occhio perché siamo già dall'altra parte dopo la prodezza del giocatore pugliese della nazionale italiana. Secondo fallo del Pescara in questa ripresa. La partita è esplosa e adesso è destinata a farvi saltare dalle sedie continuamente. 2-1 ha segnato Leggero. C'è un buon calcio di punizione. C'è quasi una briscola in 4 fra i giocatori dell'Acqua e Sapone. Alla fine Lucayan probabilmente sarà incaricato di calciare con il destro, forse uno schema. Romano va via, Lucayan colpisce in pieno Borruto. Romano va a battere l'out. Murillo, Cannavaro. Ancora Romano, stop difettoso, ha subito poi il fallo del copriti di Borruto, giallo per lui. Borruto che era stato espulso a Latina nell'ultima gara proposta qui su Sport Italia del Pescara. Giallo anche per lui al minuto 5:29 dall'inizio della ripresa. Ha accorciato Leggero, che ha dato sicuramente alla partita un'altra immagine dopo il gol dell'1-2. Romano, tocco che si perde a fondo campo, rimessa laterale per il Pescara. Caputo, Cuzzolino dentro per Cimanghigno, ha spazio, la tocca per Borruto, esce di pochissimo ma ora l'Acqua Sapone sta gestendo male il vantaggio. Ricci continua a essere impassibile così come è stato sul 2-0, ma sono già 4 le palle gol, comprese il gol di Leggero per il Pescara in questa ripresa. 2 di Matirosa, questa di Borruto, il gol di Leggero. In 5 minuti e 47 è successo tutto quello che non è successo nei primi 20 minuti di gioco. Va a battere il corner Cannavaro, dentro Lucayan, pensa al tiro, ancora Lucayan. Si incurva e non può più calciare, retrocede sui suoi passi. Lucayan può andare col destro, poi si dimentica il pallone e viene subissato dai fischi dei tifosi ospiti. Borruto, Cuzzolino, Caputo, sto facendo l'appello, Francesco Puman a bordo campo. Questi fischi che sentite sono dei tifosi del Pescara nei confronti dell'Acqua e Sapone, ce ne sono veramente tanti, d'altronde è un derby, le due squadre sono separate da pochissimi chilometri. Grande anticipo di Caputo che si mangia Lucayan, Lucayan ritorna con vigore sul pallone ma secondo l'arbitro sull'avversario si becca anche il cartellino giallo. Altro ammonito in questa ripresa dove oltre ai gol fioccano anche i cartellini. Dopo Lima e Borruto anche Lucayan sul taccuino dei direttori di gara. Caputo poi frana al suolo, era stato bravissimo l'ex giocatore di Montesilvano e Luparense ad anticipare Lucayan. Caputo, Cuzzolino, c'è Cimanghigno che rientra sul destro, ancora Caputo, Cuzzolino 1 contro 1 con Murillo, ancora Cuzzolino, insiste Cuzzolino, attaccato alto dentro per Cimanghigno, si muove Caputo che calcia con il destro
non ha nel tiro la sua migliore caratteristica Riccardo Caputo. Nella prima frazione di gioco lo ha un po' ciccato, questo era anche più difficile, è finito sul fondo. Murillo, Cannavaro per Lucayan, si muove ancora Cannavaro, tutto con il mancino, lascia lì Romano per Cannavaro, alla fine out per l'Acqua e Sapone, che deve continuare a imprimere il suo gioco come ha fatto a tratti nei primi 20 minuti, come aveva fatto splendidamente con l'1-2 iniziale in questa ripresa. Poi è venuta fuori tutta la cattiveria del Pescara, una squadra che proprio non conosce la parola sconfitta nel suo vocabolario, sempre per la vittoria, e il ciclo Colini lo dimostra. Abbiamo già detto, 4 trofei in 2 stagioni è qualcosa, 2 Supercoppe, una Coppa Italia, mentre Cimanghigno commette fallo su Romano. Si lamenta Cimanghigno che fa come per scalciare il pallone, chiede scusa a Romano, si becca il cartellino giallo. Murillo, ancora Murillo, tocca dietro per Casassa, Caputo, c'è Cimanghigno che ha un po' di spazio, Cimanghigno doppio passo, insiste, Cimanghigno trova la deviazione di Cannavaro, corner per il Pescara, si lamentano Caputo e Canal per la percussione isolata di Leandro Moreira. Cimanghigno, Canal pensa al destro, trova la deviazione di Sergio Romano. Borruto, Cimanghigno prova a girarsi, trova una deviazione, palla che finisce in out per Sergio Romano di nascita, un passato anche nel calcio nell'Almas Roma. Borruto pensa al tiro e non trova la conclusione per un doppia opposizione di Murillo e De Oliveira. Pallino però adesso è del Pescara, Borruto per Cimanghigno contro 4, l'aperta, De Oliveira, Cannavaro, De Oliveira, fallo, quinto fallo per il Pescara, che esaurisce il bonus falli a 11:55 dalla fine del match, e questa è pesantissima. Ogni fischio a favore dell'Acqua e Sapone sarà tiro libero da questo momento in poi. De Oliveira, tocco, Murillo in faccia a Capozzo. Buon duetto fra De Oliveira e Murillo. Rimessa laterale per l'Acqua e Sapone, che prova ad alleggerire la pressione del Pescara, che si sta facendo altissima. Con questo risultato l'Acqua e Sapone annuserebbe addirittura il secondo posto, andando a -2 dal Napoli, a -1 dalla Luparense, generando una lotta furibonda per il secondo posto, andando a -7 dal Pescara. Rimane tantissimo, considerando che il Pescara non perde mai, non perde, come abbiamo detto proprio in apertura di cronaca, dal 7 maggio del 2016 si giocava al Palarico Piano e la Luparense fece la voce grossa, eliminando il mostro dai playoff scudetto. Rimessa laterale per l'Acqua e Sapone, con Murillo che guarda i due movimenti dentro, c'è poi fuori Jonas per lo stesso Murillo, suona una sirena a caso, si distraggono un po' i giocatori, non Murillo, che poi va a commettere fallo secondo gli arbitri. Terzo fallo dell'Acqua e Sapone, ne ha commessi 5 il Pescara, come vi ricordavamo prima. Canal attaccato alto ancora da Jonas, Canal innesca leggero,
che si muove in questa circostanza quasi da pivot per far respirare la squadra, poi recupera la posizione in campo, va a battere Jonas. Vi avevo accennato alla storia di Jonas, che ha vinto tantissimo in Italia, 2 campionati con la Marca, 3 Coppa Italia con Arzignano, Marche Asti, una scorpacciata di trofei. Mentre attenzione a Leggero verso la porta, ci ha preso gusto, calcia, c'è una deviazione dello stesso Jonas e la palla finisce in corner, battuto male il corner dal Pescara, poi De Oliveira guadagna l'out. Jonas è nato a Blumenau nello stato di Santa Catarina, uno stato fondato da Hermann Bruno Otto Blumenau. Otto è chiaramente un nome tedesco, questo Blumenau che arrivò il 2 settembre del 1850 con una piccola imbarcazione insieme a altri 17 contadini tedeschi proprio nel fiume che bagna la città, una città dove si svolgono feste tedesche come l'Oktoberfest per esempio. Torniamo in partita con Cuzzolino, Cuzzolino con il sinistro, una deviazione, Canal, Matti Rosa, la tiene lì, tocca dietro per Leggero, ancora Cuzzolino. Solita giocata di Cuzzolino che finge di andare per calciare col sinistro e se ne va sul destro, trova una deviazione, compagno, amico d'infanzia di Ricky Maravilla Alvarez, abbiamo già detto e stradetto, i 2 amici inseparabili hanno avuto 2 destini diversi, in comune hanno il sinistro e il pallone, che però qui è a rimbalzo controllato. Canal, Cuzzolino, ancora Canal, sul plus, va sul destro, lascia lì Cuzzolino, non c'è spazio. Leggero, Cuzzolino, ancora Leggero, Canal cerca di farla passare, De Oliveira 1 contro 1, De Oliveira sul destro, Leggero lo aspetta, sinistro di Bordignon, alza in corner, o meglio sposta in corner Capozzo, giro di boa del secondo tempo a pochi secondi, 10-06 alla fine di un match che è partito come un capolavoro tattico ed è diventato esaltante. Jonas! Coordinazione perfetta, efficace, puntuale e triplica Jonas per l'acqua e sapone, 3-1. Cucchiaiata, nazione d'angolo, c'è stata una deviazione sulla linea che non ha potuto cambiare nulla, ha spostato la traiettoria che comunque è finito in gol. Canal con il destro, un tentativo che poi finisce per essere maldestro a bordo campo. Francesco Pum, paradossalmente sfortunato Ricci, perché questo gol se lo è perso, stava parlando in panchina con Sergio Romano, questa volta nemmeno ha esultato, però ha accennato un piccolo sorriso ai dirigenti in tribuna. Bordignon, Jonas, ancora Bordignon, c'è Gabriel Lima, De Oliveira, questo è un gol fondamentale per l'acqua e sapone in un momento non di sofferenza, perché quello di sofferenza era passato, ma un momento in cui chiaramente il Pescara sembrava più vicino al gol del 2-2 di quanto l'acqua e sapone non fosse vicino al gol del 3-1. Bordignon, lo speaker del Palaroma chiama il palazzetto raccolto per l'acqua e sapone, gran palla di Cuzzolino a cercare Ghiotti, non ci arriva Ghiotti. Real Rieti la scorsa stagione insieme a tanti altri protagonisti della vittoria della Winter Cup, Scioscia Zanchetta, Maluco, Hector che sta facendo faville con la camisetta del Pesanofano, primo in Serie A2 nel girone A, così come primo è il Cisternino. Potremo vedere tante belle realtà anche nella prossima Serie A, ma concentriamoci su questo match e su questi 9 minuti da vivere tutti di un fiato. Lima in avanti per De Oliveira, gliela sporca Leggero, ancora Giulio De Oliveira, guadagna poi l'out che va a battere ancora Gabriele Lima, goleador in tanti match quest'anno, forse più con Fuentes, anzi sicuramente più con Fuentes. Con Ricci è stato meno goleador, decisivissimo per la rinascita di una squadra che abbiamo visto in grande difficoltà a Napoli
soltanto l'11 novembre. Jonas, palla sul destro! Jonas fa quasi la barba all'incrocio dei pali, con un movimento a entrare quasi come un coltello nella difesa del Pescara. Rimessa per la formazione ospite. Ghiotti, Cozzolino contro Luca Ian, tutto con la suola, tutto molto bello. Caputo, Cozzolino, ancora Luca Ian su lui. Cozzolino, quasi una trivellata al pallone, trivela. Caputo, Cozzolino contro Luca Ian, solita giocata. Cozzolino rientra, mette a sedere Luca Ian con una proprietà di palleggio che riconosco in lui e altri pochissimi. Che giocata Ghiotti! Signore, Cozzolino ha fatto una cosa che io fatico a comprendere e a spiegare. La rivediamo, Cozzolino in mezzo a due, lo spazio non esiste, lui però trova come un mago questa possibilità di andare via. Ghiotti vanifica il lavoro prestigioso di un prestigiatore. Murillo, Canavarro, Murillo ancora, Luca Ian voleva forse la profondità di Murillo, poi Borruto ha intercettato. Borruto col gambone Casassa, gli applausi del Palaroma. Che Casassa non stia facendo rimpiangere Mammarella sotto gli occhi di tutti. Occhio a Ghiotti. Caputo, uno contro tutti. Cimanghigno, Borruto, Luca Ian su di lui, ancora Cimanghigno, può puntare, va con il piatto destro. Qui proprio si è chiamato quasi la buca Cimanghigno, come i giocatori di biliardo. La metto lì, è uscita di poco. Luca Ian viene anticipato da Caputo ed è fallo laterale. Colini continua a sbracciarsi in panchina, lo vediamo dalla nostra postazione molto in alto qui alla Palaroma. Sta sentendo gli odori, i sapori della panchina Francesco Puma ed eccolo proprio che ce li racconta. Vai Francesco. La panchina dell'Acqua e Sapone ha chiesto ai dirigenti in tribuna: date un'occhiata a quella del Pescara se dovesse mettere il portiere, così ci avvisate e prendiamo le contromisure. Sì, siamo in zona portiere di movimento, forse è ancora presto, però chiaramente con questo risultato Colini deve provare a mettere il quinto giocatore di movimento in campo per almeno dimezzare intanto lo svantaggio. Cimanghini, Caputo, Canal, ancora Canal dentro, si perde nel nulla la sfera. 4 punti in 6 partite l'Acqua e Sapone di Fuentes, penultima in classifica. Antonio Ricci ha fermato un film che stava per diventare l'Oscar per il peggior film dell'anno, la sta facendo diventare una delle fiabe più belle della stagione di Serie A Futsal. Luca Ian, blocco su Caputo, c'è il fallo, il quarto dell'Acqua e Sapone. Borruto, Cimanghigno, gran palla, Canal, ancora Cimanghigno, passa, doppio tackle, doppio colpo, Romano evita pericoli. Ci sono poco più di 6 minuti per le speranze del Pescara di riacciuffare un pari in questo match. Riccardo Caputo dentro per Cimanghigno, noi a bordo campo perché Cimanghigno non ci arriva, copre Murillo. Vai Francesco. Eh sì, i dirigenti dell'Acqua e Sapone hanno visto meglio di me, perché hanno indicato alla panchina della loro squadra portiere Cozzolino, dunque sembra che il Pescara stia preparando il portiere di movimento. Romano, lancio in profondità, chiaramente adesso cambierà tutto il tema tattico della partita con una circolazione di palla infinita del Pescara, mentre Luca Ian commette un altro fallo su Caputo. Caputo bravo a subire una serie di falli nel secondo tempo, quinto fallo dell'Acqua e Sapone, 5 ne ha commessi il Pescara. Chiunque farà fallo manderà l'altro sulla lunetta del tiro libero. Questo è un altro dato fondamentale di questo Saturday Night. 2 sabati nel 2017, torneremo alla consueta formula del venerdì alle 20:45 da febbraio.
Ancora tante partite da seguire, siamo soltanto alla seconda di ritorno con noi qui su Sport Italia. Da seguire invece è l'assalto finale del Pescara quando mancano 5 minuti e 20 alla fine del match. Il portiere di movimento Cuzzolino in campo, la gestione a 3 del pallone con Cuzzolino che calcia e trova ancora Leggero che sta diventando il fattore più importante del Pescara. 2 gol per Luca Leggero che segna sotto porta da Rapace e fa 2-3. Sveste ovviamente la maglia del portiere di movimento Leandro Cuzzolino, che subito è stato fondamentale. Tiro sporco, Leggero corregge in porta e sale la torsina del Pescara al Palaroma. Jonas non ci arriva. C'è anche l'insediamento con i tamburi dei tifosi dell'Acqua e Sapone, uno spettacolo meraviglioso qui alla Palaroma di Montesilvano. 5 giri d'orologio, 3-2 il risultato, 5 gol segnati. Francesco Puma a bordo campo. Ha preso una botta sul labbro Cuzzolino, in attesa delle medicazioni, poi rientrerà perché ha tuttora la maglia verde da portiere di movimento. Jonas, Murilo, ancora Jonas contro Canal, Bordignon, Casassa un po' a casaccio, allora Canal stoppa il pallone sulla pressione di Jonas come se fosse facile, mentre Casassa travolge Borruto, non c'è niente secondo gli arbitri, un po' scoperto il Pescara. Jonas, destro, deviato! Ancora Jonas, ancora con una deviazione, risale l'urlo dell'Acqua e Sapone, lo vuole sentire Jonas, che poi fa la voce grossa col suo pubblico e il suo secondo gol della partita. 4-2. Rivediamo Jonas, destro, deviazione che trae in inganno Capuozzo. Cuzzolino discute con qualcuno in panchina, c'è di nuovo il portiere di movimento ovviamente per il Pescara che è ancora sotto di 2. Bordo campo, Francesco Puma. C'è stata una scena divertentissima, non so se ve ne siete accorti, c'era un dirigente dell'Acqua e Sapone con in mano la lavagnetta per impartire indicazioni tattiche. Nell'esultare ha perso la lavagnetta e tutte le pedine magnetiche si sono disperse nel campo, credo le abbiano riprese tutte a questo punto. Speriamo che i giocatori non pestino le pedine. Canal, Rosa, ancora sotto i 2 il Pescara, attenzione perché è lo stesso schema di prima. Canal, tocco, Cimanghinio, alto sopra la traversa, esultano i tifosi dell'Acqua e Sapone come se il Pescara avesse sciupato un rigore. Il portiere di movimento del Pescara gli consente di avere 5 mostri in campo. È chiaro che non è mai facile per nessun arginato. Canal, a largo per Leggero, ancora Cuzzolino, Leggero, Cuzzolino, Canal, ancora Canal, pensa al destro, Rosa, Cimanghinio, Rosa, finta, ottima, Rosa, alto sopra la traversa, l'Acqua e Sapone però non riesce a non far tirare il Pescara. Bordignon, sbaglia il lancio, poi Leggero, ancora Lima cerca di passare, schizza per Canavarro, lo tocca Leggero, non c'è fallo secondo gli arbitri, Cuzzolino gliela scippa Lima, la porta è vuota! Ingenuità colossale del Pescara, Canavarro non esulta ma segna il gol del 5-2 e questo sì che può essere un grande mattone sulla partita. Lima ha borseggiato il pallone a Cuzzolino, recapitandolo a Canavarro che poi con la nostra kiss cam regala un bacio alla sua compagna appena tornata a Pescara, ne abbiamo parlato prima. Più 3. Canal, Cuzzolino insiste con il portiere di movimento, il Pescara, la possibilità di giocare con un giocatore di movimento, gestire il pallone con la porta sguarnita. Borruto calcia verso la porta, chiaramente Cuzzolino adesso va a risistemarsi ma
perché il Pescara non ha più niente da perdere, chiaramente avrebbe poi ridato il cambio a Capozzo. Il movimento che si può applicare anche in maniera difensiva per gestire il pallone. Jonas cerca di andare via, 1 contro 1 con Leggero. Romano, pallone che viene ribattuto da Leggero, c'è Borruto prova ad andarsene. Tamburi al Palaroma, -3 il Pescara, deve segnare, è obbligato a farlo. 5-2. Canal, Borruto, ora Canal, Cimanghigno, Canal, abbottonata l'acqua e sapone. Canal, Cuzzolino, c'è spazio, Leggero. Ancora Cuzzolino, 2 alla fine. Il Pescara deve andare al tiro, deve avere fretta. Canal ha spazio, adesso ci prova, sinistro, ribattuto, occhio a Lima, la palla poi scivola, ma scivola fuori. Non c'è lo specchio della porta nella traiettoria del pallone respinto da Lima, sarebbe stato uno dei più grandi gollonzi della storia del futsal. Cuzzolino Leggero, l'alza tutto, Cuzzolino, occhio perché è in difficoltà, di testa deve appoggiarsi su Cimanghigno, sombrero di Cimanghigno che poi va elegantemente sul destro, Borruto col sinistro, Casassa vola e poi scarica tutta la sua razza. Borruto carica il mancino, pugni aperti per Casassa, coro per Casasso, per Casassa del pubblico nell'acqua e sapone. Cuzzolino, Canal, ancora Cuzzolino, passa tutto da lui, può pensare al tiro, c'è Canal, Casassa, Borruto dentro per Leggero, troppo alto, 1-11 alla fine, dentro Canavarro ancora, una sirena a caso, Canavarro in porta, Cuzzolino si improvvisa Capozzo, ricomincia lui, c'è Cimanghigno, c'è Borruto, manca 1 minuto, sarebbe la prima sconfitta dopo 8 mesi per il Pescara nel derby, nessuno ci avrebbe scommesso. Dopo la sconfitta di Napoli nell'acqua e sapone, Cuzzolino, la palla resta lì, Cimanghigno, altra piazzata da Biliardo, la palla finisce larga, lo speaker chiama il Palaroma, ne mancano 45 di secondi e 93 di centesimi. De Oliveira, Bordignon, ancora Giulio De Oliveira, rischia il fallo Borruto, De Oliveira la tiene, il Pescara si è quasi arreso, Canavarro la appoggia, il pubblico comincia a toreare, la raccoglie Cuzzolino, adesso il Pescara può solo dimezzare lo svantaggio. Inutile la doppietta di Leggero, il tacco di Cimanghigno avrebbe regalato un'altra perla in un secondo tempo da impazzire. Bordo campo a 14 secondi dalla fine, Francesco Pum. È fatta per l'acqua e sapone, lo sa anche Ricci che è andato a dare il 5 a tutti i suoi giocatori in panchina e i suoi collaboratori. Si è arreso il Pescara dopo una cavalcata meravigliosa, 15 risultati utili fra campionato, Supercoppa, Winter Cup, si è arreso a una commovente acqua e sapone che conquista la 7ª vittoria consecutiva da quando Antonio Ricci dal 18 novembre l'ha presa contro la Lazio 4-0. C'è tanto da lavorare, c'è tanto da migliorare, disse 2 mesi fa. Signori, ha fatto dei passi da gigante incredibili, l'acqua e sapone con un secondo tempo da manuale del futsal, aperta la giocata da Falco di Luca Ian, chiusa dal gol di Canavarro, una contesa che ha consegnato la vittoria alla formazione di Ricci, che adesso fiuta il secondo posto, -2 dal Napoli che ha incacciato la 3ª sconfitta consecutiva contro la Luparense che è a 26, si lotta per il secondo posto, il Pescara rimane padrone incontrastato e forse incontrastabile del campionato, non ha giocato la sua miglior partita, si prende gli applausi del pubblico, ci può stare una sconfitta contro questa acqua e sapone. Ricci con uno stile da lord inglese che ha tenuto per tutto il match
si va a godere l'ovazione del suo pubblico. Un Colini che ha accettato la sconfitta con strepitosa signorilità, saluta il pubblico del Pescara, consapevole che stasera l'Acqua e Sapone era la squadra che meritava la vittoria, anche grazie alle parate di Mirko Casassa, che fra qualche istante avremo ai microfoni di Francesco Puma. Gli hanno dedicato anche un coro qui al Pala Roma, se l'è meritato tutto. E vai Francesco con Casassa. Mirko Casassa, il grande protagonista di questa partita, te lo aspettavi così il derby? Lo avevi immaginato così? L'avevo immaginato durissimo, perché il derby è contro una grande squadra, il Pescara, una capolista. Non ha mai perso quest'anno, però non solo io, tutta la squadra abbiamo dato il 110%, solo contro il Pescara non si può fare risultato. Sei diventato un po' l'idolo del Pala Roma, adesso ti vengono anche a salutare in questo modo, ti fanno i cori dagli spalti, tu ti sei galvanizzato, che momento stai vivendo? La fiducia del pubblico, soprattutto di tutta la squadra, dell'allenatore, che è la cosa primaria. E poi ripeto, come sto scritto in rivista, Stefano Mammarella fin da subito, quando si è importato, mi ha dato una grandissima mano, mi ha sempre aiutato nei momenti difficili, grazie a lui e Luca De Eugenio, il preparatore dei portieri. Ecco, mi dici cosa ti ha detto Mammarella prima della partita? Mi sta tranquillo di continuare come stavo facendo le scorse partite, che sto bene e tutto, è davvero un grande lui. Adesso non è più una cura Ricci, cioè l'acqua e sapone è l'acqua e sapone di Ricci, l'acqua e sapone va con Antonio Ricci. Diciamo inizio dell'anno sono partiti un pochettino male, i ragazzi sono tornati dal mondiale, la maggior parte non hanno fatto neanche la preparazione con noi, adesso dopo tante partite il gruppo si sta amalgamando assieme. Poi sì, il mister Ricci ha dato una grandissima mano, sta aiutando tanto il gruppo. Complimenti a Mirko Casassa, Peppe, linea a te. Complimenti a Mirko Casassa, uno dei man of the match di questa partita. Andiamoci a gustare gli highlights fra qualche istante con l'ausilio della nostra puntualissima regia. Un Acqua e Sapone che aveva chiuso sullo 0-0 il primo tempo. Subito, 21 secondi, Luca Jan, io ci vado su questa palla e metto il gol dell'1-0. 1-0 di Luca Jan che apre la partita per l'Acqua e Sapone, avventandosi come un falco, segnando il suo terzo gol in 2 partite. Impatto devastante per Luca Jan, che in questa caduta guarda il suo pubblico. Mati Rosa non sta a guardare, sfiora il gol dell'1-1, trova la deviazione di Casassa in corner. Passano altri secondi, una manciata di Olivera, si gira e trova un angolo che personalmente per un attimo io non avevo visto, un angolo che premia la giocata di De Olivera, sinistro vincente, è 2-0. Sembra il preludio, non dico una passeggiata ma una partita in discesa dell'Acqua e Sapone, ma il Pescara se la farà sempre sudare, la farà sempre sudare a tutti, dato che è una squadra superlativa. De Olivera poi poco dopo prova a rigirarsi, no, è sempre l'azione del gol. De Olivera che scarica verso la porta e trova il gol del 2-0, godendosi la standing ovation del Pala Roma. Lo stiamo rivedendo in tutte le salse. Poi reazione del Pescara, ancora Mati Rosa, destro alto sopra la traversa su assist di Borruto, poi dentro per Leggero il pallone che Leggero converte in gol. Leggero che va a calciare di collo pieno, trovando una splendida marcatura, e non sarà l'unica della partita. Eccellente di Luca Leggero, è il momento migliore del Pescara che va vicino al gol del 2-2 con Titi Borruto, un Borruto che mette largo ancora il Pescara in avanti, ci prova con il sinistro da fuori lo stesso Leggero, c'è una deviazione in corner, ma in uno dei momenti più difficili l'Acqua e Sapone fa squadra, sinistro di Bordignon messo in corner, rimane davanti l'Acqua e Sapone. Lima dentro per Jonas, Canal prova a salvarla ma non c'è più niente da salvare, il gol di Jonas che trova il 3-1 per la formazione di casa. Grande assist di Lima, conclusione perfetta soprattutto per quanto riguarda la coordinazione di Jonas. 3-1 per l'Acqua e Sapone, ma il Pescara non ne vuole sapere di morire. Casassa
comincia a diventare sempre di più protagonista del match, rispondendo a Borruto. Non può nulla sulla deviazione sotto porta di Luca Leggero, che riapre il match. 2-3 del Pescara, con Cuzzolino portiere di movimento. A questo punto la formazione di Colini comincia a crederci, dato che l'Acqua e Sapone forse aveva pagato qualche minuto di stanchezza, ma gli episodi continuano a premiare l'Acqua e Sapone. Destro di Jonas, deviazione che mette fuori causa Capozzo. Jonas vuole sentire tutto l'urlo del pubblico di casa, e il gol del 4-2 di Jonas. A questo punto le speranze del Pescara quasi si dissolvono. Pescara che ci riprova col portiere di movimento, ma da qui c'è la frittata. Lima, scippo del pallone a Cuzzolino, il pallone arriva sul sinistro di Canavarro e per lui è un gioco da ragazzi metterlo in porta. Il punto del 5-2 che permette all'Acqua e Sapone di calare la maneta e di chiudere il match in suo favore. Buonissima giocata di Lima, che rifornisce per Canavarro, ed eccola il bacio di Canavarro, mentre risponde il Pescara con Canal e Borruto, ultimi assalti disperati. Borruto alza per Leggero, ma sbaglia la misura del tocco, la stretta di mano fra Ricci e Colini. Un Pescara che poi non ci prova nemmeno più nell'ultimo effettivo di gioco, un Pescara che cade, come detto, dopo 8 mesi dopo la sconfitta di maggio contro la Luparense. Rimanete con noi diamo un attimo la linea alla pubblicità, poi torniamo per l'ultimo collegamento qui dal Palarò. Carpinella ha detto che va bene, poi ti dico. Mi sono anche sbragato per me. Quindi scusate, abbiamo la classifica aggiornata, no? Ti dico prima una canzone e poi tu non gestisci sta cosa. Fammi imboccare qualcuno. Ma che sorte. Se può dire, che sorte. Quanto abbiamo? Mettiamo la Lupone in diretta. Mazza. Roberta Valeri, così facciamo contento il presidente. Madonna. Chi ha fatto i gol? Luca Ian. Luca Ian, De Oliveira, Jonas, Lima, no? Canavarro. Leggero.
Grazie ai suoi dei. Non lo Non sento un cazzo. Finalmente ho visto uno che fa così. L'ho letto sul gruppo, ringrazio i suoi. Abbiamo Birocchi figlio, Luca Ian. Mazza, bel giocatore. Volevo intervistare a lui, però Casassa poi mi ha fomentato. No, pure il coro, vabbè. Hai visto che si è fatto così? Ma quando ho ha detto, detto? non mi sentivo un cazzo. E poi da sì. Non sentivi proprio niente. Molto disturbato. Però quando tiravo la linea eri perfetto. Sì, però proprio... Cioè ti mettevi così. Cioè sei Ah, stato no, tutta la quando partita così. Quando facevo le interviste non sentivo. Cioè, partivo quando attaccava la telecamera. Non sentivo. Sì. Però non gli hai detto a loro? Gli hai detto? Sì, sì, però era un casino proprio sottofondo. Sì. Vai tu, eh? Mi hai detto vieni a bordo campo nel mio regno, ma io mi sento un pesce fuor d'acqua qui. Guidami tu, guidami tu. Guarda, finiamo come avevamo iniziato. Non si può ricominciare un'altra partita, un altro derby, perché è stato un derby bellissimo. Diciamo che io sarei d'accordo, la mia voce è un po' meno. E vabbè, casomai ne faccio una io. Dai, derby veramente molto bello. Lo avevamo detto, primo tempo contratto, però se qualcuna delle due squadre avesse... Attenzione, se qualcuna delle due squadre avesse segnato poi sarebbe esplosa la partita, lo hai detto anche tu in telecronaca che eri una bomba d'orologeria. 21 secondi sono bastati a Luca Ian per far diventare questo derby emblema del tatticismo, un derby emblema dello spettacolo. Luca Ian, esordio la scorsa settimana, doppietta, ha sbloccato il derby, ma che giocatore è? Un impatto che definirei siderale sul campionato. E poi un grande Jonas, un grande Leggero dalla parte del Pescara, ma non è bastato, un Pescara un po' sottotono questa sera, infatti Polini in panchina non era per niente contento. Un Pescara un po' sottotono, però mi sento di dire che contro questa Acqua e Sapone, che ha avuto anche degli episodi a favore, ossia per esempio le deviazioni sui due gol di Jonas, è molto difficile. Ricci sta facendo un lavoro, mi tolgo il cappello. Non è più la cura Ricci, nel senso che adesso è l'Acqua e Sapone di Ricci. Sì. Come la vedi questa Acqua e Sapone nella seconda parte della stagione? Secondo me può lottare tranquillamente per il secondo posto, ma lo dice anche la classifica. Andiamo a vedere questa classifica aggiornata, ne manca una partita alla fine di questo secondo turno di ritorno, con il Pescara sempre saldamente in testa con 32 punti, ma guarda che salto ha fatto l'Acqua e Sapone, -2 dal Napoli. Sì, incredibile, stupisce sempre l'Imola, ma l'Acqua e Sapone che avevamo visto a Napoli non era un'Acqua e Sapone reale. Fuentes evidentemente non ha saputo gestire questa squadra, lo sta facendo molto molto bene Ricci. Oggi in panchina impassibile fino al quarto gol, poi al quinto è esploso, ha cominciato a sorridere, ha cominciato a dare il 5 a tutta la panchina, si vede proprio che è l'Acqua e Sapone di Ricci adesso. Si vede e questa è una mina vagante in ottica Final 8, in ottica Winter Cup, è una squadra che non ha un roster secondo a nessuno nel campionato, anzi forse se c'è qualcuno che può disturbare il dominio del Pescara è proprio l'Acqua e Sapone. Sì, con un Napoli che è in leggero calo, no? 27 punti in classifica, quest'oggi non ne ha approfittato il Pescara che come dici tu è saldamente al primo posto. Direi che si stanno cominciando a delineare le gerarchie di questo campionato quando abbiamo già sforato il giro di boa. Sì, si stanno delineando, domani si conclude il turno con un match fra nobili malate, le definirei, no? Real Rieti che dopo la vittoria con la Camedosson sta intravedendo la luce, ma al caos cosa sta succedendo, Francesco? Chi lo sa, mi stavo soffermando sul Palaroma, adesso lo vediamo semivuoto, prima era Ci pieno. sono arrivati anche un po' di palloni. Che impressione ti ha fatto il Palaroma meraviglioso, un colpo d'occhio stupendo, e la cosa più incredibile che ho anche sottolineato in telecronaca, che quando è finito il primo tempo si sono alzati 3-4 spettatori su 100, cioè sono rimasti tutti lì. L'Acqua e Sapone è rientrata in campo, penso sarà durato un minuto la pausa dell'Acqua e Sapone, è tornata subito in campo e questi stavano ancora qui a cantare. Allora vale tutto, bellissimo. E adesso che Palazzetto è gremito dai bambini, vorrebbero entrare in telecamera ma non ci sono riusciti, stanno giocando, c'è anche il bambino di Luca Ian che se cresce come il papà secondo me ha un futuro assicurato. Anche la metà.
E questa è la festa, i festeggiamenti dell'Acqua e Sapone. Era molto sentito questo derby anche tra i dirigenti che erano sì in tribuna ma praticamente a ridosso della panchina, dirigenti che hanno aiutato anche la squadra quando hanno visto il portiere di movimento del Pescara, sono stati anche più scaltri di me. Sono stati anche più scaltri di te, ma questa è una squadra che è stata scaltra a rimettersi in sesto subito. Noi abbiamo fatto proprio un po' le partite chiave dell'Acqua e Sapone. Abbiamo fatto la partita col Napoli, che è quella proprio del tracollo con il gol di Manfroi a 2 secondi dalla fine, a 5 decimi dalla fine, mi correggo. E poi abbiamo fatto anche la partita con la Lazio, che è quella di rilancio con Ricci in panchina. Rivediamo i gol, quello di Luca Jan. Gli ha preso in un secondo, ha preso il tempo in una maniera incredibile, partiva da casa sua Luca Jan. Sì, è vero, oggi un Capuozzo un po' in ombra, dall'altra parte un grande Casassa che ha sostituito Mammarella veramente ottimamente. Ma quindi Olivera che fa? Io non me ne ero accorto, io sono stato un secondo zitto. Bel gol questo di Leggero, Bellissimo gol di Leggero, quello di De Olivera, ti ripeto, io ho detto ma dove è passata? Cioè, se l'è inventato, è stato veramente un gol importante, così come è stato quello di Jonas, che ha giocato una partita molto giudiziosa e poi ha trovato questi 2 gol. E poi partita emozionante, perché come il Pescara si riaffacciava dalle parti dell'Acqua e Sapone segnando, l'Acqua e Sapone tornava subito al gol, non c'era un momento per fermarsi. Questo è il momento un po' decisivo del match, perché il Pescara fa il 3-2, prova a tornare in partita e becca questo gol del 4-2 che forse gli taglia le gambe. Eh sì, insomma ci è piaciuta questa partita, Sì, ci è D'altronde su Sport Italia vediamo solo il meglio del futsal. Sì, solo il meglio del futsal e anche il bacio finale di Canabarro. Qui Lima borseggia il pallone di a Cuzzolino, l'ho detto più volte nel corso della nostra cronaca, ingenuità del Pescara in uscita. Secondo te può far bene questa sconfitta al Pescara, che forse pensava di essere incontrastabile in questo campionato? Sì, è vero, può essere una sconfitta salutare. Il Pescara si è reso conto che non è l'unica, insomma anche le altre stanno al passo, ma va bene, questo è il campionato, questa era la regular season, si decide poi tutto ai playoff, inizia un altro campionato, dunque in questo momento il Pescara può rialzarsi tranquillamente. Il Pescara può rialzarsi tranquillamente. Ti segnalo, facendo anche un po' un punto sulla giornata, una buona vittoria della Cogianco, che si prende tanto spazio sulle avversarie qualora il Rieti non dovesse vincere contro il Caos, in ottica 8° posto e in ottica playoff. Una Cogianco che sta facendo un buon campionato. A breve, alla pausa, penso che proprio andremo lì a vederla dal vivo questa Cioli Cogianco, che ancora non abbiamo mai visto su Sport Italia. Ti rimbalzo dall'altra parte, la Luparense vince a Napoli. Il Napoli in crisi? Il Napoli non ha forse più quell'entusiasmo iniziale, adesso deve reagire, deve dimostrare di essere una squadra attrezzata per grandi obiettivi. Adesso viene il difficile. Adesso viene il difficile. Secondo te chi è più in forma, l'Acqua e Sapone o la Luparense? L'Acqua e Sapone, decisamente. Decisamente è il momento di chiudere. Allora, ringraziando al coordinamento Marco Calabresi, noi ribadiamo che qui dal Palaroma com'è finita? Ricordamelo tu. È finita 5-2 per l'Acqua e Sapone, purtroppo non inizia un'altra partita, quindi dobbiamo chiudere. Allora giochiamo io e te contro? Con i bambini. Perderemo sicuramente. Un saluto e un ringraziamento dal Palaroma. 5-2 per l'Acqua e Sapone sul Pescara, da Peppe Di Giovanni e Francesco Puma.